Moscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze della pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Allora, la settimana è cominciata bene, vediamo come va a finire. Grazie Sveva, scusate per il mio ritardo, succede, non c'è stato nessun imprevisto, ho perso io tempo, sono un per di tempo, ma recuperiamo, sapete come? Subito con i genetriaci, ricorrenze e commemorazioni di oggi, che è che giorno è oggi? Ve lo dico subito. È il 16° giorno fiorile, mese del calendario repubblicano. Allora, abbiamo guerre indiane, Toro seduto guida i suoi guerrieri Lakota in Canada per evitare la persecuzione dell'esercito statunitense comandato dal colonnello Nelson Miles. Se andate a studiare un po', al di là del chiaramente, io penso che molti abbiamo parteggiato, no, per i Pelle Rosse, però quello che ha fatto soprattutto Cavallo Pazzo, perché Toro Seduto, Tanka Wotanka, era la guida spirituale, ma la guida militare è stato Cavallo Pazzo, che a dispetto del nome ha messo nel sacco gente che aveva fatto l'accademia di West Point, ufficialoni, incredibile, cioè, avete capito? Barbari che mangiavano la carne cruda, che vivevano come selvaggi, hanno messo nel sacco la migliore razza bianca, civiltà bianca, la civiltà ma si vede che la civiltà occidentale ha lì no, mi dispiace, lì l'ha presa in quel posto a Little Big Horn, ma proprio nel suo campo l'ha presa, la civiltà bianca l'ha presa in quel posto, nel suo campo militare, strategia, preparazione, elaborazione di manovre militari. Questi barbari musirossi gliel'hanno messa in quel posto. E rassegnatevi cari miei. Poi dopo, questo è uno dei motivi per cui a me cioè è stata una grandissima leader, però mi dispiace, io ho anche non ho scontri, però ci sono delle persone che stimo, che hanno una grande stima di Margaret Thatcher, e io gli dico: ho capito, è stata una grande leader, ma io, se penso a certe cose, mi dispiace, non la posso vedere. Dopo 66 giorni di sciopero della fame, Bobby Sands muore nell'ospedale del carcere di Metz, noto anche come Long Cash in Irlanda del Nord. L'episodio scatena la protesta di molte persone nel mondo, e quindi gli irredentisti irlandesi. Allora andiamo alle genetriaci. Abbiamo Soren Kierkegaard. Hai detto niente? La fede comincia da là dove la religione finisce. Hai capito? Karl Marx è la miseria, che genetriaco è quello di oggi. Fra due diritti uguali, chi decide? La forza. Avete capito? Poi un grandissimo attore, Sangue Arena, Tyrone Power. Poi abbiamo Michael Palin, fa parte dei Monty Python ed è l'animalista del pesce di nome Wanda, l'animalista balbuziente. Poi abbiamo Gabriele Laporta, che è un grande Guzzanti preso in giro, altrimenti lui muore. Gabriele Laporta, che furbescamente nel 94 si fece nominare dirigente facendo finta di essere in quota Lega. La Lega non sapeva chi fosse lui non sapeva cosa fosse la Lega, ma furbescamente si è inserito. Così hanno riportato le cronache.
Le montagne della luna, c'era Richard E. Grant, ottimo attore, una nomination, 0 Oscar. Liverani, fammi un grosse, Liverani, fammi un grosse. Il grande Serse Cosmi. Poi lo sentirete perché fa parte della musica per voi di oggi. Ico and the Bunnyman, Ian McCulloch, detto il labbro, perché ha le labbra prosperose, ma anche perché parla male di tutti i suoi colleghi. Ha sputato tanto di quel veleno da farmi impazzire. Gli inglesi sono fatti così. Poi Alessandra Sardoni, l'ho messa perché a me è sempre piaciuto, è sempre stata, mi ha sempre dato, cioè, se io faccio il mestiere suo, la guardo come un esempio, perché è sempre stata, è un esempio che io non faccio fatica a seguire, perché Alessandra Sardoni è sempre seria, è sempre misurata, è sempre preparata, è sempre, cioè, sapete cosa vi dico? Alessandra Sardoni è un bel esempio per tutti, perché è una che fa bene il suo lavoro, è una che è sempre al suo posto. Se facesse l'operaia o l'avvocatessa, sarebbe sempre un bel esempio. Eh, Alessandra Sardoni, ti amo. No, no, non esageriamo, ma non posso permettermi. Però sicuramente è un bel esempio. Poi abbiamo Adele. Io l'Adele sarà anche nella musica per voi, ma la considero una traditrice. Adele era uno di noi, era un'obesa, era grassa e ci ha tradito. È diventata, posso dirlo, sveva, cioè sveva dopo Francesco a sull'attore del comando di regia tecnica. È diventata una strafiga, è una brutta parola, però una bellissima. Però hai tradito, Adele, hai tradito, eri obesa, ci hai traditi, oh, ci hai lasciati soli nel nostro grasso, nel nostro sovrappesismo. Non si fa così, Adele. Un po' di invidia. E poi abbiamo un grandissimo tennista, cioè tutti quanti che menano la viola, giustamente per carità, a Sinner, al carotone, però questo che 2 anni più giovane ha già fatto 4 slam contro i 2 di Sinner, ha vinto un Roland Garros, 2 Wimbledon e un USA Open, quindi gli manca poco lo slam, quello che non mi ricordo più come si chiami, raggiunto in stagioni diverse. Carlos Alcaraz. Pausa perché sono già tardi. Dal produttore al consumatore, Sicorbet produce impianti d'allarme per case, negozi, uffici e capannoni e oggi ti presenta Dialogos, l'unico antifurto senza fili che ti permette di rimanere in casa d'allarme inserito e a finestre aperte. Sicorbet offre l'impianto d'allarme senza fili a partire da €950 con 2 anni di garanzia integrale. Telefonate subito al numero 348 71 59 492 per conoscere Dialogos e alle prime 5 telefonate il combinatore telefonico è in regalo.
Ci sono? Ci sono, ci siamo, ci sono e ci siamo. Allora, intanto siete in simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 13:07. Se volete intervenire, naturalmente ci sono i canali. Li prendo, guardate che li prendo, ce la fo. 0292947222 è il numero di telefono per intervenire senza filtri né censure, lo ripeto perché non l'ho detto bene. 0292947222 e poi il numero WhatsApp, il servizio WhatsApp 340 670 9659. Senti, vi dicevo in simultanea con Radio Libertà sulla tolla di comando la magnifica Sveva la Magnifica, e siamo insieme quando sono scoccate le 13:08. La commissione interna mi dice che in questi locali la temperatura è salita a 29,3, no 29 non è possibile, 24,9 gradi centigradi sopra lo zero, mentre esternamente i gradi sono 19,5 e 70% l'umidità addirittura 1000,4 millibar la pressione, e Sveva e io siamo fermi a 137,5 metri sopra il livello del mare. Poi un saluto, un abbraccio forte alla signora Adriana Angela, alla signora Clotilde e alla signora Carmela che ci seguono, ma ci seguiscono anche, ve lo garantisco io, dal canale televisivo il 252 digitale terrestre, perché questa è una radio visione, quindi potete appunto abbonarvi. Anche chi si abbona al Campo Alto Cent'anni, chi si abbona alla Radio Libertà Campo Alto Cent'anni, meditate gente, meditate. Poi potete seguirci ovviamente sulla radio DAB, che ormai è ovunque, e poi il sito radiolibertà.net, e poi il profilo Facebook, indispensabile per orientarvi attraverso le nostre programmazioni, dove troverete ogni notte che il cielo manda in terra la sinossi delle interviste che poi ascolterete oltre la pagina. Oggi, per esempio, ascolterete due secondo me interessanti interviste a due ospiti. Marcello Foa, l'ex direttore della RAI, che ha scritto un libro sulla società del ricatto e come difendersi. E prima ancora invece ritorna ai nostri microfoni Arnaldo Ferrarinasi sull'essere cattolici, e i cattolici si stanno estinguendo. Non sono ancora nel novero del numero che può permettere di parlare di estinzione, ma sono sempre di meno, quindi questo è un anticipo. Dicevo poi che ci potete seguire dal sito, Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. E poi ancora ho perso il filo. C'è anche adesso l'ho perso. Comunque c'è. Poi c'è il Twitch, il sito di Ultima Generazione, se volete seguirci. Poi c'è YouTube, dove appariamo un po' a corrente alterna, dipende come vanno le cose, e poi basta così. Allora andiamo avanti anche con i vostri messaggi. C'era un messaggio, allora Maurizio che scrive: lì gli scioperi della fame sono tragici, non come in Italia che servono per la dieta.
e Maurizio evidentemente ci fu una polemica molto asperrima ai tempi di Giacinto Marco Pannella. Ci diceva gli scioperi della fame col cappuccino. Scusate. Poi abbiamo un altro questo è: distrugge il pancreas, l'alimento più dannoso per il pancreas da evitare. Questo è un messaggio che mi è arrivato così, non so. Non riconosco l'alimento, c'è una telefonata. Va bene, se questo ascoltatore può essere più preciso, scusate la tossetta. Ma linea chi ce l'ha? Pronto? Buongiorno signor Pellegrini Lisetta. Buongiorno. Allora, volevo dirle, oggi ricorre la morte di Napoleone, che muore a Sant'Elena dopo 6 anni di esilio, 5 maggio 1821. Seconda cosa, perché le ricordo questo? Quale riarmo ci sarà in Italia? Adesso qualcuno mi tirerà dietro le pietre, speriamo di no. Allora, signor Pellegrini, secondo me dovremmo diventare autonomi nelle nostre capacità di difesa, soprattutto suddividerci il lavoro tra alleati, da protetti, dico io, diventare partner. Ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, mai espressione fu più era. Perché, signor Pellegrini, è agire con l'altra grande potenza mediterranea, cioè la Francia, decisamente meglio posizionata di noi sul piano geostrategico, superando rivalità, ecco, in parole povere, per la difesa del traffico navale contro, mi sembra, la minaccia degli Houthi nello stretto di Bab. Qui possiamo unire anche l'operazione europea Atlanta contro la pirateria del largo del Corno d'Africa. Ecco, peraltro in stretta aderenza, signor Pellegrini, ai suoi interessi nazionali la Francia, ed è questo il modo per dare più forza all'Europa, così da permetterle di dialogare da partner e non da protetta con gli Stati Uniti. Tutto qua, io la saluto e buona giornata. Grazie alla signora Lisetta che ha inaugurato la settimana. Gli argomenti che ha toccato lei, noi cerchiamo anche di affrontarli insieme a interlocutori come il professor Allocca, come studiosi insomma di geopolitica. Speriamo di dare un contributo per l'approfondimento continuo. Allora, io sono rimasto curioso, cos'è l'alimento più dannoso per il pancreas da evitare? Perché c'è una foto in YouTube che da qua non riesco ad aprire, c'è un'immagine di una cosa che sembra una pannocchia storta e pare che sia dannoso per il pancreas. Allora, andiamo avanti con i genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. Ero rimasto fermo a Karl Marx, Mordecai, non mi ricordo cosa. Poi abbiamo Tyrone Power, Sangue Arena, poi abbiamo Michael Palin, anche quello mi sembra di averlo già visto, di averlo già nominato, l'animalista del pesce di nome Wanda, quello balbuziente. Poi abbiamo Gabriele Laporta, anche lui, ma li ho letti quasi tutti, allora mi sa. Ian McCulloch, Echo and the Bunnyman. Benissimo, allora andiamo a vedere un po' gli aggiornamenti sulle notizie. Trump non esclude l'uso della forza in Groenlandia e vuole riaprire Alcatraz. Dazi anche sui film stranieri. Odio fra Putin e Zelensky, la pace forse è impossibile. Il governo di Israele approva l'espansione offensiva a Gaza. AfD di estrema destra, ricorso contro i servizi, Unione SPD firmano il patto di governo. Countdown per il conclave, oggi doppia congregazione. Domani a rischio i treni, oggi l'incontro al ministero. Crolla una palazzina durante i lavori, 4 operai feriti, tragedia a Carmiano, sul posto stanno accorrendo i soccorritori.
Vediamo cosa invece apre. Comunque, quali sono le aperture del Corriere.it. Ultra ai domiciliari anche Mauro Russo, il socio d'affari di Maldini e Vieri, accusato di usura ed estorsione. 7 nuovi arresti di polizia e guardia di finanza nell'ambito dell'inchiesta Doppia Curva. La loro posizione è aggravata dall'accusa di aver favorito la cosca mafiosa del Bellocco, determinanti le rivelazioni dell'ex capo ultra Berretta. Si potrebbe anche questi tifosi qua perché non stanno a casa, cioè sporcano e basta il calcio non ha bisogno di questi qua. Se ci pensate, io non credo di aver torto. Sì, le coreografie ma non sono loro poi alla fine questi tifosi qua, tutto questo incrociarsi di cose sporche, ricatti e traffici, droga. No, lasciateci, lasciate un bel Barcellona-Inter, lasciatemi anche, guardate cosa vi dico, un bel Lamine Yamal, che mi fa anche gol. E io ho visto gli interisti con la bocca così, perché di fronte a tanta bellezza anche chi lo prende in quel posto deve fare buon viso e cattivo gioco. No, cosa c'entrano questi qua? Andate via, andate nelle cose sporche, nell'economia, nella finanza, nella vita di tutti i giorni, ma lasciateci pulito il nostro giocato, per piacere, fuori dalle scatole. Le tragiche vite parallele dei fratelli De Simone, Jacopo il delitto dopo la rissa tra tifosi, Carmine killer per 50 euro, la sorella di Claris ucciso da una società malata. Israele, ah sì, anche questo è orribile. Il ragazzo tifoso dell'Atalanta ucciso da tifosi dell'Inter. Andate via, levatevi di torno. A parte che io non conto niente, però sono tifoso e quindi uno vale uno, no? Come diceva i 5 Stelle. Io come tifoso dico a questi signori levatevi dai coglioni, non c'entrate niente. Anche Sveva è tifoso, io, Sveva e tanti altri, cioè praticamente la stragrande maggioranza. Vogliamo metterci lì. Tifiamo, io non so, Sveva immagino tiferà contro la Lazio, io tifo contro la Juve, eccetera, perché il tifo è anche anti per carità. Ma non vogliamo queste sporcherie. A parte gli scherzi, io ho smesso di andare allo stadio quando ero giovane perché vedevo questi coglioni in giro che si menavano. Ma cosa vi menate a fare? Per dei miliardari in mutande. Guardati lo spettacolo, guardati la partita, gustati la partita, che quella merita, cioè, anche se magari non sempre è lo spettacolo di prim'ordine, lo spettacolo dello sport, cioè di persone che si fronteggiano, si gareggiano tra di loro, è un bello spettacolo. Io l'ho praticato lo sport agonistico, quindi lo vedo da una parte e dall'altra. Ma che cazzo, picchiarsi? Ma siete scemi? Ma siete stupidi? Basta. Però io ho smesso di andare allo stadio 30 anni fa, loro no, loro no, e quindi evidentemente avevo torto io. Allora, Israele, il piano per conquistare altri territori a Gaza, li occuperemo a lungo. Liliana Segre, israeliani e palestinesi in una trappola di odio, provo repulsione per il governo Netanyahu. 2 video per incoraggiare i funzionari di Pechino al tradimento, una nuova atipica operazione della CIA. C'è un'altra telefonata e vediamo. Allora, dai Maurizio, non ti leggo. Maurizio, non ti censuro. Dai, non essere polemico così. Maurizio, non essere così polemico. Puoi essere polemico. Io ti permetto di essere polemico con la Lega, ma non con gli ascoltatori. Non è una censura. Anche se lo è poi in fin dei conti. Avanti, c'è posto, la parola chi ce l'ha? Posso? Ciao, sono Prego. Vito. Ciao Pierluigi. Anch'io da ragazzo, l'ultima volta che sono andato a vedere una partita era proprio per quel motivo. Si alzavano, si abbassavano, non stavano tranquilli, sapevano tutte le cose della moglie dell'arbitro. Ero talmente disgustato che quella domenica con i miei 2 amici, non avendo passato una buona domenica, ci andammo a vedere un film di Ciccio e Franco, almeno così ci divertimmo. Da allora purtroppo
non ho più amato il calcio e non seguo neanche l'Italia. Forse faccio male, ma non mi interessa più quel tipo di... Ma del resto, oggi come oggi, ecco, la violenza si incomincia già quando giocano i bambini nelle squadre, quando i genitori invitano i bambini a darle all'altro bambino che gioca, ma lo sport dovrebbe unire. Quando i genitori aggrediscono l'arbitro perché non ha dato, per me non va assolutamente questa cosa, ma purtroppo questo tipo di atteggiamento non è soltanto nel calcio, è un pochettino dappertutto. Mala tempora cucurrunt, dicevano i latini. Che Dio ce la mandi buona. Pierluigi, io ti abbraccio e continuo a seguirti per radio, è un piacere sentirti. Ciao Pierluigi. Grazie Vito. La manderei. Mamma mia, questa è colpa mia, dovrei fumare di meno. Questa è la tossetta della sigaretta. La metterei come sigla, un vecchio brano di Zucchero, Non c'è più rispetto. Abbiamo perso il rispetto. Ma io parlo anche per me, cioè io mi accorgo di me stesso nel confronto degli altri. Ho perso il rispetto e vedo che tutti hanno perso il rispetto. Questo è un veleno. Questo è un veleno che ovviamente va oltre la partita di calcio, lo sport. Poi Maurizio scrive: no, non devi scusarti, Maurizio, è una cosa, non devi scusare, mamma mia. Maurizio è onesto, cioè lui è andata e ritorno, lui quello che dà riceve, ed è severo con se stesso come è severo con gli altri, ma non era. Questa osservazione la prendo invece in pieno perché è giusta. Segre, presidente della commissione antiodio, fatta apposta per lei, cosa ha fatto? Eh sì, hai ragione, questo lo dico ridicolo. Non Liliana Segre, che merita rispetto, ma la commissione sì. Commissione antiodio. Dopo il 7 ottobre sono andati in piazza i Propal, hanno usato manifesti addirittura inneggianti a Hitler. Sono tutti quanti di sinistra. Attenzione, non è che non ci sia antisemitismo a destra, non scherziamo, ce n'è di antisemitismo a destra, io lo conosco, so, ma qui è andato in onda l'antisemitismo di sinistra, con addirittura striscioni che inneggiavano a Hitler. E la sua commissione che cazzo ha fatto? Ha ragione Maurizio. Se te garrison, Maurizio, te garrison. Io non... Poi abbiamo Marco da Cassano Magnago. Io dico, ma la società a sto punto perché non danno le vendite dei biglietti alle curve a società di ticket one ed eliminano questa feccia? Fa comodo lavarsene le mani. Sono andato a vedere una partita di ragazzini, da lì ho capito il clima esasperato dei genitori, addirittura litigano perché il loro figlio è in panchina. Sì, mi arrivano questo. Chi sei? Marco, sì, che si aggancia a quello che diceva Vito. È vero, pensate, già tanti anni fa, un mio amico che giocava in promozione mi diceva che vedeva, sto parlando di più di 20 anni fa, che lui vedeva degli spettacoli, c'era il papà che portava le scarpe, gli poliva le scarpe al figlio, no? E tutto quanto ossequioso, eccetera. E lui diceva, mio amico era più giovane di me, no? Quindi 20 anni fa aveva 25-26 anni, e diceva che già questo spettacolo dimostrava che qualcosa non funzionava. Sapete cosa faccio? Io vi leggo Choran, che è meglio, perché è inutile che parli io. Vi sono distacchi del mondo che ci invadono all'improvviso come brezze mortali, quando i saggi sembrano poveri scoiattoli e i santi professori falliti. Beh,
qui proprio presa alla perfezione, oserei dire. Vediamo allora, l'ANSA l'abbiamo già letta, anche gli ultrai domiciliari, poi parlando liberamente con Sandro Sallusti, la sinistra vuole una perenne guerra civile, sto leggendo il sito della radio, radiolibertà.net. Beh, ogni tanto c'è Sveva che mi guarda male, ma Sveva, sono vecchio, ma insomma so anch'io i miei cose, perché sto guardando chi sto guardando Mili d'Abraccio su Dagospia. Sveva, io mi vergogno un po' perché mi sento non tuo nonno ma tuo papà, e quindi non do un bel esempio, però cioè, non c'è niente di male se un uomo, se un maschio anche attempato apprezza il corpo di una donna. Andiamo avanti, va, perché sennò fosse solo che brutta figura. Orcel si rimangia l'OPS, comunque su Dagospia c'è la Mili d'Abraccio. Oh, non è colpa mia, io ho aperto e c'è Mili d'Abraccio che insomma, la si fa guardare. Scusate, cioè, se c'è Brad Pitt, Sveva, te lo guardi o no? Oh là, oh. Brad Pitt me lo guardo anch'io, a dire la verità. Allora, Orser si rimangia l'OPS, Unicredit fa filtrare di essere pronta a mollare la presa su Banco BPM. Gli ostacoli e le incertezze per i paletti del Golden Power governativo sono troppo ardui da superare e senza un accordo con i francesi di Credit Agricole, che hanno il 20% della banca, è impossibile portare a casa l'operazione. Dunque, che fare? Restano aperti i fronti generali e Commerzbank. Giorgetti, lo stop all'OPS su BMP, fanno quello che vogliono. Se mio padre Robert fosse vivo oggi, testerebbe quasi tutto ciò che Donald Trump rappresenta. Carrie Kennedy, la figlia di Bob, il senatore ucciso nel 68, svelena su The Donald. È bravo ad alimentare la rabbia di una parte di popolazione che è stata tradita dal sogno americano. Sta dicendo che il problema sono gli immigrati, quando il vero problema è la dislocazione economica. Le teorie cospirazioniste di mio fratello Robert Kennedy Jr. lotto per valori diversi. Poi abbiamo mai vista tanta povertà e di linea editoriale, mai vista una Rai costretta a fare ricorso alle preziose teche per contrastare Maria De Filippi. Il Requiem di Aldo Grasso sul servizio pubblico, il paradosso aspettato è che te palese come la programmazione della Rai di oggi sia tutta retro, basata sul ricatto della nostalgia, sull'intrattenimento da casa di riposo, sulla galleria della memoria. Carlo Conti, Mara Venier, Mili Carlucci, Alberto Matano, Pierluigi Diaco, Eleonora Daniele, Monica Setta, fra non molto tornerà anche Pino Insegno. Aiuto, siamo incapaci di guardare avanti. Il CONI non è più sono già 13:30, quindi mi devo fermare, tra l'altro devo fare anche Segui la Lega. No, la facciamo dopo. Devo fare i sondaggetti, ma li farò dopo. Cicara ciacara, cicara ciacara. La cicara è anche la tazzina in dialetto, quindi. Ma oggi non è, c'è Manzoni, non è l'anniversario della morte di Napoleone, vedo che sembra. Questo è Manzoni che è Robespierre, un giacobino, come Avatar. Pausa. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda oltre la pagina. Allora, siamo con Radio Libertà, siamo con Oltre la pagina e parliamo del nostro essere cattolici. Io ci ho marciato un po', ho detto: "Cattolici in estinzione come i panda", non è proprio così, ma sicuramente, secondo quanto rilevato dalla, società analisi politica, società dei miglioramenti statistici, demoscopici, stanno calando. Perché pensate, 13 anni fa, nel 2012, il 75% degli italiani intervistati si dichiarava cattolico, è sceso del 57%, cioè un quarto abbondante, e quindi questo è un segno, di come stanno cambiando i tempi. Ne parliamo con, il fondatore di Analisi Politica, Arnaldo Ferrari Nasi, che abbiamo in collegamento e che naturalmente ringrazio per la sua presenza. Bentornato presidente, direttore. Buongiorno a tutti, grazie a voi che mi chiamate sempre. Vabbè, lo so che faccio delle cose interessanti che nessuno fa, però insomma un ringraziamento. Viva la modestia! Siamo in famiglia, ci divertiamo. Beh, no, sinceramente, per esempio, questo, lei adesso, al di là, scherziamo, le battute, però le sue indagini demoscopiche aiutano molto a capire in che tipo di società stiamo vivendo. Ecco, Esatto. il rapporto con il sentirsi cattolici in un momento come questo, cioè tutti in questo momento seguiremo il conclave, ma sentirsi cattolici, essere cattolici, dichiararsi cattolici. Gli italiani come sono Sì, da questo punto di vista? esatto. Vabbè, insomma, la domanda nel sondaggio è semplice, no? Quindi le risposte sono e mi sento cattolico. Sono cattolico di nascita, ma non mi sento particolarmente cattolico, cioè sono non praticante, no, diciamo. Poi sono di nessuno di altra religione, non so, ok. Allora, nel 2012 il sono e mi sento cattolico, come sottolineava lei, è il 75%, nel 2025 il 57%, veramente insomma, un calo considerevole in poco più di 10 anni. Senza contare che poi quelli che dicono sono e mi sento cattolico poi hanno anche un'idea del cattolicesimo che non sarebbe neanche troppo consona, no? Tipo, io parlo direttamente col Dio, io non ho bisogno dei preti, eccetera. Allora sei luterano, non sei cattolico, no? Voglio dire, però a parte questo, però io ho fatto un'altra domanda, perché esclusi i matrimoni e i funerali, con quale frequenza lei partecipa alla messa? Perché la messa è una delle più importanti feste dell'anno liturgico, perché è il giorno del Signore e quindi va santificato come dicono i comandamenti, no? Allora, tra chi si sente cattolico, cioè fra quel prima 75, ora 57%, solo un quarto, solo il 25% dice di andarci tutte le settimane o più. Mettiamocene un altro quarto, un altro 24% dice una volta al mese o più, insomma 2 o 3 volte al mese, e va ancora bene, però insomma diciamo che la metà di quelli che si sentono cattolici vanno poi
Pronto? Ah, pronto? Adesso Sveva, abbiamo problemi di collegamento telefonico. Mi sentessi cattolico che, attenzione, poi quando ci ricolleghiamo con Arnaldo Ferrari Nasi, ci tengo anche a chiarire, ad approfondire con lui. Non, non sono io, non sono in grado e nemmeno voglio entrare in un contesto teologico, ma identitario, sì, perché andare a messa è un discorso identitario, non prende più il telefono, e credo sia importante capire questo fatto di 1 su 4 di coloro che si sentono cattolici vanno a messa. Pronto? Ferrari Nasi, mi sente? Dove siete arrivati? Sì. No, siamo arrivati sulla frequentazione della messa, Okay. e allora ne approfitto perché io non sono in grado di affrontare un discorso teologico, ma identitario sì. È un discorso anche identitario questo del cattolico che va sempre meno a messa. Le chiedo, secondo lei? Identitario cosa intende in questo senso? Ma Cioè allora, come sempre, io alla fine faccio sempre un discorso personale. Nel 2020, poco prima che chiudessero tutto quanto dopo 40 anni andai a messa, tranne matrimoni e funerali. Per caso la mia compagna mi disse: ma guarda che lì c'è la messa, e sì andiamo. Lei la mia compagna è credente e anche praticante, e guardando, molti erano stranieri, credo fossero europei dell'est, e sentii di essere cattolico, sentii la mia identità di cattolico. Adesso deve essere no, clemente o allora, meno. sì, in questo E senso mi sì, ma chiedo, infatti poi io non sono più tornato a messa, sono 5 anni che non ci torno, ho fatto 40 anni senza, però ho sentito che partecipare a quella funzione mi mi rendeva partecipe di una precisa identità. Io ho provato questo e le chiedo a lei, anche in base alle interviste che ha svolto e alle risposte che ha ottenuto, cosa ne pensa. È caduto. Qui c'è lo zampino del diavolo, il diavolo che non vuole che parliamo di fede, religione. Comunque, lo sapete che io sono un parresiarca, quello che vi dico è tutto vero, eh. Erano 40 anni che non andavo a messa nel 2020, tranne matrimoni o funerali, e ho sentito proprio questa corrispondenza. Guardavo, la maggior parte erano stranieri, credo fossero quasi tutti, però mi sentivo cattolico come. Pronto, mi sente Ferrarinasi? Pronto? Niente. Sveva, cosa mi combini? Dai, un attimo di pazienza, chiediamo scusa ai nostri ascoltatori. no, certo. Ah, mi sente? Sì, io la sento, vi sento, sì. Ah, perfetto. Vi sento Allora, bene. ecco, le domandavo sul fatto identitario dell'andare a messa da parte dei Sì, cattolici. no, ma secondo me anche è vero, perché io stesso, anch'io vado poco a messa, però insomma le volte che vado riconosco per esempio mi sento appartenente, perché ricordo la mia infanzia, la dottrina, la prima comunione, sono parole che conoscevo, e insegnamenti che comunque le nostre famiglie ci hanno dato, perché cioè l'insegnamento delle nostre, ma non l'insegnamento diciamo dottrinale, l'educazione, no? Il comportamento Sì. eccetera, deriva anche da una cultura comune che è questa. Però
sentirsi cattolico, forse il parroco non sarebbe così contento come lo siamo noi, voglio dire, ecco, ci sono due livelli, uno come dice lei, quello identitario, e l'altro è quello proprio quello reale, anche perché, e questa è una domanda che io avevo fatto a suo tempo, quindi non è aggiornata, eccetera. La domanda dirimente per un cattolico è, secondo te è più importante la legge di Dio o più importante la legge dello Stato? E il cattolico ti dice la legge di Dio, anche se fortunatamente corrisponde, no? Voglio dire, tante volte, no? Perché poi noi siamo imbevuti di questa cultura, però un laico la pensa da laico, un cattolico mette sempre prima, un cattolico insomma fervente mette sempre prima la legge di Dio, quindi c'è questa differenza alla fine, insomma, ecco. Le chiedo, Sente? sì, io la sento benissimo. Le chiedo, Bene. ma è un mondo, è una società che sta diventando più laicista o mi viene da pensare più distratto, più superficiale? Ma allora, questo non lo so, però adesso poi ci penso. Io però penso sempre invece un'altra cosa. Penso che una delle grandissime risorse che ha la religione cattolica e che non hanno le altre religioni, capacità più che risorsa, è stata quella di molto meglio delle altre religioni, sempre ad adeguarsi all'andamento della società, cioè se la società in questo periodo, periodo parlo di decenni e anche più, va verso un certo tipo di libertà, di minore impegno formale ma non spirituale, la Chiesa Cattolica è sempre stata capace di andare dietro e di interpretare nella maniera corretta queste istanze. Invece altre religioni, insomma, no, ecco, dalla religione ebraica all'Islam, eccetera, sono ferree che però non funzionano, no? Cioè, voglio dire, gli ebrei sono pochi, gli islamici sono come quelli, insomma, lo sappiamo come sono in questo senso, e invece i cattolici si muovono meglio nel mondo in cui vivono, ecco, a parer mio. Non so se lei ha rilevato anche, cioè ha mai pensato a questa cosa, insomma. No, io sono molto, personalmente, quello che va la mia opinione, ma io sono rimasto impressionato. L'ho scoperto pochi anni fa, la lettera di Ogneto, un cristiano che scrive questa lettera a un pagano nel 70 d.C. E la frase che mi fa sentire veramente cristiano, no? Anche se io non sono praticante, la fede va e viene, eccetera, il cristiano è nel mondo, ma non è del mondo. Il compito del cristiano è preoccuparsi del prossimo. Questo è di grandissima forza, secondo me. E forse è uno dei motivi per cui posso dirlo, no, dottor Ferrari Nasi, la nostra religione è comunque resiste alle ingiurie del tempo e delle mode. Adesso però voglio scendere sulla terra, perché lei nel suo sondaggio ha anche chiesto alle persone se si sentono di destra, di centro, di sinistra, e sta furoreggiando la destra o il centrodestra. Sì, qui è una bella sorpresa, è stata una bella sorpresa questo, perché classicamente il centro, no? Cioè l'immagine della DC, no, vabbè, nell'immaginario no. In realtà ma lo era comunque nel 2012 il 44% di chi si sente che è cattolico, no? Diceva di essere di centro, solo il 18 di centrodestra, di centro-sinistra, cioè equamente, diciamo. Adesso si è spostato, ma terribilmente, cioè l'8%, questo 44 è diventato l'8%, cioè il cattolico che dice di essere di centro sono 8%.
47% sono nel centro-destra, 13% nella destra, più destra ancora, anche un po' nel centro-sinistra, 10%, quindi dal 15% al 23%, cioè il centro, quello, diciamo, il cattolico ha preso posizione, no? Cioè, più nel centro-destra che nel centro-sinistra certamente, a livello di partiti un po' più, sensibilmente di più in Fratelli d'Italia e meno nella Lega, c'era un po' di più nella Lega, non in Forza Italia, diciamo di derivazione, insomma di provenienza, molti socialisti, sono più laici, però diciamo a livello di sentimento politico veramente sono andati tutti nel centrodestra, ecco, quasi tutti. Ma questo dipende anche dall'offerta politica, cioè non voglio essere uno di parte, sì, cioè non è che la sinistra ha perso per strada una parte del consenso anche perché non ha saputo offrire dei contenuti, ripeto, non mi permetto guardi, assolutamente di fare non è che Prego. non li ha saputi offrire i contenuti, li ha fatti fuori, perché tutti i diciamo piddini che non erano ex Partito Comunista ma della DC di sinistra, partendo da Prodi, da Renzi, che ricordiamo ha preso il 44% all'euro, cioè il doppio, ok? L'hanno fatto fuori, quindi non c'è da... Comunque i torrenti sono sempre arrivati del PC. Dottor Nasi, mi perdoni, non la sentiamo. Se può spostarsi perché stiamo perdendo il contatto. Certo. Mi senti ora meglio? Adesso sì, adesso meglio. Sì, ok. Allora, stavo dicendo cioè che la sinistra, il PD, diciamo, non solo non c'è offerta politica in questo senso, ma no, li ha fatti fuori proprio, perché ha fatto fuori Renzi, 44%, cioè il doppio, aveva preso 44% alle europee, però era odiato perché non veniva dal PC, veniva dalla sinistra DC, cioè era troppo di centro. Ha fatto fuori Prodi, il primo governo di centro-sinistra dalla guerra, è stato fatto fuori da D'Alema, ex PC, cioè si sono fatti fuori da soli, no? È tutto così. Quindi offerta politica vincente di partiti di centro non ce n'è, nel centro-sinistra li fanno fuori. Noi come centrodestra cioè si sono, diciamo, certi toni sono stati smorzati e quindi sono di qua, sono passati di qua, ecco, fine, cioè i dati non mentono, insomma, in questo momento, poi chissà cosa succede. Sì. Mi sente? Ecco. Sì, no, sento benissimo. No. Siccome io mando in loop un po' di immagini, mentre stava parlando c'è la foto della segretaria del PD e lei ha detto poi, insomma, in questo momento effettivamente esatto, sono anche, cioè, loro con questa esagerazione sui diritti civili spinti e poco sociali, molto civili e poco sociali, però civili laici, cioè, si alienano anche certe frange, voglio dire, no? Cioè di cattolici che sarebbero anche di sinistra e non di destra, che però insomma davanti a certe cose non possono che arretrare, quindi piuttosto non votano, insomma, ecco, se proprio non vogliono andare nel centrodestra, piuttosto non votano. Di certo certe istanze che hanno loro non possono andare bene, insomma. Allora, io direi che possiamo chiudere allora con questo passaggio. Io ringrazio ancora Arnaldo Ferrarinesi di Analisi Politica, grazie anche per il lavoro
che state facendo per darci un'immagine della società in cui viviamo e a risentirci a presto. Un saluto a tutti quanti, anche a lei, salve. Benissimo, allora andiamo. Facciamo così, allora avevo dei sondaggetti, mancano 5 minuti, facete un po' leggere allora no, sì, no, sì, no, mistero, sorpresa, vi sorprendo, un attimo state lì, perché restiamo proprio nel campo dei sondaggetti. Allora, qui abbiamo un dato Istat, occupati e disoccupati calano. Per la prima volta a marzo 2025 la diminuzione degli occupati su base mensile si associa alla crescita dei disoccupati. Allora, cala l'occupazione meno 0,1, cioè 16.000 unità in meno. Riguarda le donne, i minori di 35 anni, i dipendenti a termine e gli autonomi. Quindi dopo un po' di anni in trend positivo, qui abbiamo un trend negativo. Togliamo la condivisione, poi abbiamo scusate. Commercio estero a marzo 2025 si stima per l'interscambio commerciale con i paesi extra UE 27 un aumento congiunturale per le esportazioni più 2,9% e una riduzione per le importazioni meno 1,1%. Invece il dato è positivo. Possiamo chiudere la condivisione che abbiamo. Gli italiani in attualità, Tecne ha realizzato Tecne SRL, committente RT. Allora, Fratelli d'Italia, quindi siamo nei partiti. Fratelli d'Italia 30%, PD 21,6%, 5 Stelle 12%, Forza Italia 11,5%, Lega 8,4%, Verdi e Sinistra 5,8%, Azione Calenda 3,2%, Italia Viva Renzi 2%. Fiducia nel governo 42,5 contro 50. La fiducia in Giorgia Meloni 46,3 contro 48,7. È giusto celebrare il 25 aprile per ricordare la liberazione e la vittoria della democrazia sul fascismo e il nazifascismo? Sì, è giusto per il 77%, non è giusto per il 15%, non sa l'8%. Vediamo. Andiamo con l'ultimo sondaggetto della giornata. Monitor Italia, realizzato sempre da Tecne, committente agenzia Dire fare baciare le lettere a testamento. No, agenzia Dire basta. Allora, chiedo scusa, ogni tanto mi piace scherzare. È il borsino dei partiti. Fratelli d'Italia è al 29,8%, il PD al 21,8%, 5 Stelle 12,1%, Forza Italia 11,3%, Lega 8,2%, Verdi e Sinistra 6%, Azione Calenda 3,3%, Italia Viva Renzi 1,9%. Il borsino dei leaders. Meloni 46,4%, Tajani 39,6%, Giuseppe Conte 30,5%, Elly Schlein 29,7%, Matteo Salvini 26,5%, Emma Bonino 19,9%, Carlo Calendas 19,6%, Angelo Bonelli 16%, Nicola Fratoianni 15,9%, Matteo Renzi ultimo in fondo 13,8%. Fiducia nel governo 42,4%, fiducia, non ha fiducia 49,9%, non sa il 7,7%. Chiudiamo, togliamo la condivisions, vediamo se ci sono interventi sul fronte WhatsApp. No, nuove notizie, eravamo rimasti prima con Dago Spia. Qui c'è praticamente una cosa un po'.
perché sono due seni femminili coperti da due joystick. I giochi sono una cosa seria, i videogame migliorano la salute mentale dei veterani di guerra, forniscono uno sfogo contro lo stress e l'ansia e aiutano a superare i momenti difficili e a rimanere in contatto con gli altri. I videogiochi hanno anche aiutato i soldati durante il loro periodo di servizio, aiutandoli a rilassarsi e ad aumentare il lavoro di squadra. Addirittura. Noi intanto ci fermiamo, pausa e poi riprendiamo con qui Parlamento. A tra più.
Kate Blanchett e Michael Fassbender in un avvincente spy thriller. Uccideresti per me, George? Farei qualsiasi cosa per te. Dal regista Steven Soderbergh. C'è una violazione. Chi è il sospettato? Tua moglie. Black Bag, doppio gioco, dal 30 aprile al cinema. Dal regista premio Oscar Mel Gibson. Agente Harris, le piace volare? Mark Wahlberg. Mai avuto un federale come passeggero? Mayday, Mayday, il pilota è un sicario. Un thriller adrenalinico. No, alzati maledetto! Siamo fottuti! Vi serve un pilota? Flight Risk, trappola ad alta quota. Dall'8 maggio al cinema. Sì, dicevo a Sveva, adesso non uso il turpiloquio perché non va bene, però mi urtano i nervi. Urtano i nervi è un'espressione che è accettabile. Questi qua delle telefonate. Poi, guarda, ti giuro, Sveva, mi ha fatto imbelvire, perché ti arrivano i messaggi, cioè poi ridicolo, no? Ciao papà, chiamami al WhatsApp. No, e sono quelli in bravi. Guarda, sono sempre... Ah. Sì. Ecco, io Sveva è una ragazza intelligente, sensibile, intelligente, e quindi non posso dire cosa farei a questi qua, perché non posso mettere in imbarazzo. E poi questo microfono non è mio, è della radio, però io questi qua, francamente, gli farei cose che non si possono dire pubblicamente, ma che si possono pensare fino a prova contraria, perché è il massimo del degrado mentale, etico, schifoso. Io, se vi ricordate, avevo sentito proprio in un Segui la Lega, se non sbaglio, i provvedimenti che la Lega sta cercando di mettere in atto. Non è facile. Perché adesso guardiamoci in faccia. Io credo che, allora, magari se parliamo di elezioni ci mettiamo le mani addosso, no? Magari. Ma io penso che l'elettore del PD, ditemi se siete del PD, ditemi, telefonate, ditemi se non siete d'accordo o se siete d'accordo. Che voi votiate PD, che voi votate 5 Stelle, che voi votiate Fratelli d'Italia, Lega, cosa manca? Forza Italia. Ditemi, non siamo tutti d'accordo nel volere che questi malvagi vengano messi nelle condizioni di non nuocere, di non spaccare più le scatole. Perché nella ipotesi più leggera è una rottura di scatole, perché io lo vedo a lavoro. Io ero ho l'iPhone Apple. Fino a qualche tempo fa la Apple si vede che aveva degli scudi più efficaci, adesso invece non c'è neanche più la Apple, e mi arrivano ogni giorno queste telefonate. Chi aveva l'altro sistema iOS e Android, no? 3, 4, 5, 6, vedo a casa con la mia compagna, me lo dice Sveva, me lo dicono i colleghi, ogni giorno, e sinceramente basta. È uno sfogo. Vediamo se si riuscirà anche a fare qualcosa per parlarne di più, per innescare queste, diciamo. Allora, Maurizio mi dice: dei sondaggi siamo sotto del 3% da Forza Italia, la Lega ne parla. È un sondaggio, Maurizio, poi gli altri era il sondaggio Tecne, perché dopo c'è un altro sondaggio che dà la pari, quindi poi Maurizio, sai che io i sondaggi li leggo tutti perché uno si faccia un'idea, una tendenza, quindi no, aggiungo altro. Se cosa faccio, Maurizio? Ti leggo un signore, perché te lo meriti, te lo sei meritato. L'uomo ha dalla sua parte troppe notti. Signore, mamma mia, dove arriva il cervello umano. Allora, Sveva ci ha preparato
qui Parlamento con Sveva, Simone, non Riccardo, Simone Billi. Ascoltiamolo insieme e poi riprenderemo perché c'è anche da darvi il Segui la Lega, ovviamente. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Ho risolto il mistero, svevona, svevina. No, non usiamo, odio i diminutivi, li usano gli americani e i lombardi. Brutto. Allora, Sveva, che è anche bellissimo nome. Sai perché dicevo Sveva? Io oggi uso a metà, non voglio essere turpiloquente, rinco, ho capito, Sveva, ho messo fuoco. Sai perché sono così? Domani, domani c'è Inter-Barcellona, ragazzi. Chi è dalle mie parti, adesso dico un termine che secondo me è onomatopeico, e chi è dalle mie parti lo sa, lo conosce. Golbuligon, il buligon. Tu capisci, Sveva, quando dico il buligon? Il buligon, il buligon vuol dire è intraducibile, vuol dire che hai uno stato d'animo di agitazione, di magone, tante cose. Mica il buligon. E sapete cosa vi dico? Ah, ma il calcio, mi va bene avere il buligon per il calcio, perché piuttosto di avere il buligon per le cose serie, per le malattie, per altri casi, è molto più bello avere il buligon per il calcio, ve lo garantisco, perché quando hai il buligon per le cose serie non ci pensi nemmeno, cerchi di non pensarci, ma ci pensi e ti deprimi. Il buligon per il calcio, il buligon, domani c'è la partita, io e Donna Rosalia ci vediamo, ci presteremo a guardarla e speriamo bene. Voi che siete anti-interisti, tiferete per il Barcellona, gli interisti eccetera tiferanno per l'Inter e le cose andranno avanti così. Ed è bellissimo avere il Buligon per una cosa tutto sommato così leggera, di superficie. Infatti ne parlo. Allora andiamo, sono le 14:23. Facciamo così, allora, una pausa musicale, Sveva, e poi riprenderemo, andremo a chiudere questa parentesi, questa parente con Segui la Lega.
Le feste erano infatti sono sempre stati per la Lega uno del minimo denominatore multiplo. Le feste sono sempre state uno dei momenti determinati, infatti certo, le feste servivano anche moltissimo per autofinanziare l'attività della sede della Lega, ma erano, vi assicuro, almeno adesso io un po' ho perso di vista, un po', non sono più dentro la macchina come capitava fino a qualche anno fa, ma erano proprio sentite, partecipate, ci tenevano, chi lo organizzava, ci tenevano che funzionassero, ci tenevano che chi veniva alla festa della Lega stesse bene, anche se non era leghista. Ah, vero, eh? Allora, poi vi potete iscrivere, che è molto facile, molto semplice, si versano 10 € e poi, pazienza, vi verrà recapitata la maggiore prima postale, la tessera Lega Salvini Premier, pazienza, ci sono le poste italiane, poi la firma per le forze dell'ordine, poi il momento di autodeterminazione civica, il D43, il 2 per 1000, lo scrivete D43 nel vostro 2 per 1000 per sostenere la Lega, D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto, e infine gli appuntamenti con i protagonisti gli eroi della Lega. Allora abbiamo scusate, dunque, qui siamo ancora a lunedì 15:50. Silvia Sardone, TG4, Rete 4, Susanna Ceccardi, sempre oggi alle 21:45 sullo stato delle cose Rai 3, il sottosegretario Massimo Bitonci, rubrica Economia, Sky TG24, domani alle 17:15, poi il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, Riccardo Molinari, giovedì mattina, chiedo scusa, dopodomani a Start Sky TG24, e con questo direi che possiamo concludere. Just
le cose più buone e naturali. Linea Alberto Cervi. Buongiorno Semi, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca. A che cosa serve? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico. Ecco, Broncofree è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse. Broncofree è la soluzione ai vostri problemi. Oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Broncofree potete provarne anche solo un flacone, 24 euro, in questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Broncofree a 59 euro. E se dite ascolta Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete, diciamo, sentite la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Broncofree la soluzione a tutte le problematiche respiratorie? Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Broncofree. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarli? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, possiamo partire la sigla della terza pagina. Così introduciamo l'ultimo ospite di oggi. Va ora in onda, terza pagina. Allora, parliamo del ricatto, chantage, secondo Balzac, blackmail, che erano il pizzo che i briganti scozzesi chiedevano ai contadini per non bruciare loro il raccolto. Il ricatto è il titolo dell'ultimo libro del nostro ospite, di Marcello Foa, che tutti conosciamo, giornalista, saggista, La società del ricatto e come difendersi. Editore Guerini Associati, collana Scintille, 18 euro, 192 pagine. L'autore lo abbiamo al telefono, lo saluto e lo ringrazio. Bentornato, direttore, ai nostri microfoni. Grazie a te, è un piacere davvero essere con voi.
Assolutamente reciproco. Tu stai proseguendo diciamo, questo percorso con i tuoi libri, diciamo, nello smascherare quelli che sono gli inganni della comunicazione, dei rapporti di forza, il ricatto. Tu fai anche un'analisi, un excursus storico, no? Riprendi anche, appunto, dicevo, i briganti scozzesi, eccetera, e poi guardi l'attualità, quello che è il rapporto di forza. La società del ricatto, partiamo da questo titolo. Come siamo diventati tali? Siamo diventati tali senza accorgersene, questo è il problema, nel senso che il ricatto, tu prima lo ricordavi, in realtà dovrebbe essere limitato solo alla malavita o a circostanze estremamente sgradevoli e occasionali della nostra vita. Infatti il concetto di ricatto è stato inventato, diciamo così, nell'era moderna dagli scozzesi con la parola blackmail, che molti ascoltatori avranno sentito ripetuta più volte. Il problema è che questa forma, che in fondo è una forma negoziale estrema, se vuoi, anziché essere limitata, ha iniziato a diffondersi. E io da giornalista mi sono accorto che la politica purtroppo vive moltissimo di ricatti. Le relazioni internazionali vivono di ricatti tra i grandi paesi, spiego nel libro come, ma poi parlando con amici imprenditori, amici psicologi, osservando la realtà intorno a me, mi sono reso conto che questo problema riguarda anche il mondo dell'economia, riguarda il mondo del lavoro, riguarda molte dinamiche della nostra società, fino al ricatto più insidioso ma meno dibattuto, che è il ricatto emotivo, cioè quello che si instaura tra noi e le nostre persone più vicine o più care, ad esempio tra genitori e figli, o tra fratelli e sorelle quando c'è un divorzio, o tra due persone in una coppia quando c'è una persona troppo dominante e l'altro che diventa di fatto soggetto costantemente a ricatti emotivi, diventa, non dico uno schiavo, però una persona sempre in soggezione e sempre non in sicurezza. Mi sono reso conto che nessuno ha affrontato questo tema in questa chiave, cioè per dire che si tratta di un fenomeno sociale trasversale molto diffuso, e allora mi sono detto lo faccio io, non è la prima volta che così anticipo i tempi e le tematiche e per cui mi sono lanciato, e devo dire che i primi riscontri sono molto, molto lusinghieri, che ovviamente mi fa piacere. Ecco, io credo che comunque noi siamo immersi in una società comunque cattolica, laica finché si vuole, ma è intrisa di pensiero cattolico. E ancora più società del ricatto in quanto tali, cerco di spiegarmi, direttore. Io penso che una delle armi meravigliose, affascinanti del pensiero cattolico sia il senso di colpa, che è un ricatto. Lo fanno i genitori nei confronti dei figli e viceversa. Poi, se mi sto sbagliando, ti prego di correggermi, perché se dico delle bestialità è giusto che tu mi corregga. Però la società italiana si presta in quanto mamma mia, scusate. La società italiana in quanto cattolica si presta ancora di più a essere la società del ricatto? Allora, che il senso di colpa sia nelle relazioni personali un elemento di questi ricatti emotivi di cui parlavo prima, senza dubbio sì. Allora, in teoria dovrei risponderti di sì, perché logica direbbe che se è una società dove il senso di colpa è così, è indubbio che il senso di colpa, del pentimento, parallelamente del pentimento sia molto diffuso nella cultura cattolica, però in realtà il problema del ricorso al ricatto non riguarda solo la società italiana, è un problema che riguarda un po' tutte le società occidentali, per cui paradossalmente diciamo così che il senso di colpa in una misura spirituale e etica può essere positivo perché ti induce a non eccedere nelle tue pulsioni. In un mondo molto liquido, come si suol dire, scomposto, frazionato come il nostro, il senso di colpa non agisce come freno inibitorio, ma purtroppo agisce invece come
come strumento di potere nelle relazioni interpersonali soprattutto, per cui diciamo così che l'equazione cattolicesimo uguale senso di colpa uguale più facile ricorrere al ricatto, fortunatamente lo dico, non è centrale. Può darsi che in una certa misura incida, ma non in maniera prioritaria. Pronto? Pronto? Scusami, avevo Ecco. Sì. schiacciato inavvertitamente il pulsante sbagliato. No, mi è venuto in mente anche questo, che mi è venuto in mente il Barbiere di Siviglia, la calunnia è un venticello. E quindi questo essere umani in termini negativi è sempre fa parte, no, del nostro essere, però quello che il tuo libro mette in luce è l'attualità, cioè è quello che siamo, appunto, quello che dicevo prima, siamo diventati. Cosa ha portato ad essere così diffuso il ricatto, essere così potente, così possente il potere del ricatto nella nostra società? I media, i social media, cos'è cambiato rispetto, perché io, te, Marcello siamo dei boomers, no? Sì, certo. Sappiamo che è sempre esistito il ricatto, ma 40, 50 anni fa, 30 anni fa c'era un potere diverso da parte del ricattatore, tra virgolette, rispetto al ricattato. L'ho messa giù brutale, non è questo il senso del tuo libro, però c'era un rapporto diverso. Adesso mi viene in mente, per esempio, quando si parla di woke, del cancel culture, sono i deboli che ricattano i forti, no? Si dice qualcuno. Quindi è il ricatto in sé che è diventato molto potente. Da cosa nasce questo potere? Da cosa è comportato, secondo te? La tua è un'osservazione molto corretta, soprattutto se la applichiamo alla politica. Poi arrivo anche alla società. Allora, alla politica io propongo questa interpretazione, cioè finché c'era da lottare contro il comunismo, noi avevamo la necessità come mondo occidentale, e grazie al cielo eravamo da questa parte del muro di Berlino, di dimostrare che le nostre società erano davvero superiori, non soltanto per la crescita economica che avevamo mentre di là era tutto stagnante, ma anche perché erano società equilibrate, dove c'era una classe media che si sviluppava, dove c'erano dei pesi e dei contrappesi, e per cui erano società che trovavano in questo gioco di pesi e contrappesi tutt'altro che perfetto, però una rappresentazione concreta del fatto che noi eravamo comunque una società equilibrata. In questo spirito, usare il ricatto in maniera estrema nella lotta politica o nella lotta nei rapporti internazionali, specialmente all'interno della nostra area, era disdicevole, non ci conveniva, per cui non è stato applicato. Poi quando invece è arrivata la globalizzazione, cosa è successo? Che di fatto la globalizzazione è sorta su un presupposto, cioè che l'America diventava la superpotenza mondiale egemone, gli altri erano a una distanza talmente grande da non poterla più raggiungere. E questo ha provocato, secondo me, comunque una forte degenerazione valoriale negli Stati Uniti, innanzitutto, dove tendenzialmente si è creata una sorta di oligarchia, che poi è diventata globale, perché se vuoi poi parleremo anche di questo. Ma il punto fondamentale è che quelli che erano valori da preservare con cura diventano non più centrali, anzi in fondo trascurabili. E questo ha fatto sì che quei freni inibitori, quei pesi e contrappesi venissero progressivamente revocati. In più, il fatto che a livello politico non ci fosse più un vero e proprio dibattito, una vera e propria alternativa progettuale della società. In fondo noi abbiamo vissuto un'epoca in cui avevi un liberalismo moderato, un centrismo, un socialismo moderato e poi il comunismo. A un certo punto tutti si dicevano liberali, non c'era più nessuno che si dicesse non liberale. E la lotta politica però è continuata, i media, specialmente i media digitali su internet, hanno reso ancora più personale la lotta politica. Un tempo si votava per il PC, per la DC, poi per Trump, per Salvini. E non si identifichi più col partito ma col leader politico,
E l'effetto ultimo è le tecniche di comunicazione, di manipolazione che ho descritto ormai quasi 20 anni fa, si sono diffuse, e questo ha portato a un fenomeno che gli inglesi chiamano la character assassination, ovvero tu fai fuori qualcuno politicamente non perché le tue idee sono migliori, ma perché gli getti tanto di quel fango addosso, e puoi andare anche oltre il fango, no? Come immagine simbolica, che questa persona alla fine diventa una persona talmente disgustosa agli occhi degli elettori che viene buttato fuori. E tutto questo ha portato poi alla diffusione del ricatto come strumento di potere. Non è un mistero che chiunque si avvicini a certe posizioni venga, come direbbero i carabinieri di una volta, attenzionato, nel senso che si cerca di scoprire quali sono i suoi punti deboli. Una volta che tu li hai individuati, quest'uomo perde la sua libertà decisionale, questa donna ovviamente, chiunque esso sia. E poi se questa persona non ottempera ai consigli, tra virgolette, che riceve, ecco che una manina misteriosa passa la velina a un giornalista amico, e qualcuno lo trovi sempre, il quale esce con uno scoop, oppure semplicemente iniziano a uscire voci, indiscrezioni sui social media, e tu vieni praticamente rovinato, la tua immagine pubblica viene rovinata. Se poi si apre anche un'inchiesta giudiziaria, ecco che tu vai letteralmente a rotoli. Sono pochi quelli che sopravvivono politicamente quando sei nelle inchieste che però spesso si concludono con il fatto non sussiste. Però se il fatto non sussiste, perché hai aperto un'inchiesta che costa un sacco di soldi al contribuente e ancora di più a chi deve difendersi non avendo commesso nulla. Allora tutto questo ci indica questa degenerazione appunto valoriale che ha spalancato le porte al ricatto come strumento molto molto diffuso, se non prioritario, della politica di oggi. E questo poi ha contagiato pian pianino dal punto di vista sociale, poi chiudo, il fatto che noi siamo meno radicati sui nostri valori, sulla nostra identità, siamo stati spinti verso la strada dell'egoismo. L'egoismo ti porta in molte circostanze a esercitare forme di pressione indebite, dunque anche un ricatto, se questo contrasta col tuo interesse personale. Prima avevamo il senso di appartenenza alla famiglia, magari a una città, a un territorio, a una nazione, a una religione. Tutto questo ormai è sfarinato, e per cui conta solo la realizzazione individuale, l'egocentrismo, e tutto questo porta poi a prendere atteggiamenti che non hanno più freni inibitori, e dunque ricorrere anche al ricatto. Tra l'altro abbiamo visto, faccio un passo indietro, no? Su larga scala, tu ne parli, quello che è successo durante il Covid, no? Addirittura il coprifuoco dopo le 10 di sera, che è una cosa che non aveva senso, perché anche in una città come Milano dopo le 10-11 di sera circolano poche persone, quindi imporre il coprifuoco è stato un ricatto su larga scala che ha funzionato purtroppo. Sì, il Covid è stato un esperimento sociale purtroppo riuscito, in cui oggi mi fa ridere perché ascoltiamo specialmente la sinistra che dice le misure del governo Meloni sono misure che vanno a intaccare la libertà sancita dalla Costituzione, la dignità umana, tutte queste belle parole. Però che cosa è stato fatto dal governo Conte 2 e dal governo Draghi poi? Tutte misure liberticide che hanno fatto carta straccia dei diritti di movimento, che peraltro sono sanciti dalla Costituzione, ma anche si è formalizzato il ricatto, cioè o ti vaccinavi e avevi il Green Pass oppure perdevi il posto di lavoro. Qui molte persone sono state costrette a vaccinarsi contro voglia perché avevano dei legittimi dubbi, secondo me fondatissimi dubbi, visto quel che apprendiamo anche in questi giorni. E questo cos'è? Questo è un ricatto applicato alla società, che se non viene contrastato, per questo ti ringrazio anche di darmi la possibilità di parlarne anche con i tuoi ascoltatori, ci porta dritti nel passare di qualche mese o qualche anno verso il sistema che è in voga in Cina, quello del credito sociale,
per cui oggi tu in certe zone non entri se non mostri il tuo Green Pass. E poi, attenzione, se tu violi le norme di comportamento sociale e politico in Cina, che cosa fanno? Ti scalano come se fosse una patente a punti, il tuo ranking, no? la tua graduatoria, e per poi, nei casi estremi, toglierti l'accesso al tuo conto bancario, non puoi più comprare un biglietto aereo, non puoi più comprare un biglietto del treno, insomma, praticamente ti costringono alla fame. E questa è una forma terribile di ricatto, perché se tu hai il denaro contante puoi chiedere l'elemosina e sopravvivi. Se invece tutto si digitalizza, come molta vita è digitalizzata in Cina, ecco che basta girare l'interruttore, perché sei uno che rompe le scatole e non sei gradito al potente di turno, che tu non hai più nulla. Allora, ecco perché io ho scritto questo libro per amore della democrazia e dei nostri valori, per quanto traballanti, per quanto per molti versi traditi, eccetera, però fortunatamente io posso dire, scrivere queste cose senza temere di essere messo a rogo, no? Però se non si crea una coscienza pubblica diffusa su questa tematica, ecco che noi pian pianino, di allarme in allarme, di eccezione in eccezione, rischiamo di scivolare in una società in cui il ricatto diventa la regola principale di gestione della nostra vita privata, oltre che pubblica, con il rischio di essere terribilmente, immediatamente estromessi. Per cui è veramente importante parlarne. Direttore, siamo alla fine, c'è da parlare anche del vitalismo, no? Termine orribile, almeno quanto l'argomento che tratta. Ma allora faccio la domanda, provo a fare la domanda delle domande. Ma quanto dura una società in mano al ricatto? Rischia di marcire con un tavolo tarlato. Il tarlo ti entra dentro, tu non ti accorgi, improvvisamente ti crolli, dici: ma com'è che crollava? Era in piedi, era bellissimo fino a ieri. Certo, se l'anima viene tolta è chiaro che poi il mobile crolla. Lo stesso lo ricorriamo anche noi, cioè noi rischiamo di continuare a dirci democratici e a voler tutelare anche le minoranze, i diritti di tutti, poi in realtà a violarli costantemente, perché questo è anche un concetto che i comunicatori conoscono bene, no? Cioè tu proclami una cosa, poi fai esattamente il contrario, ma averla proclamata ti fa apparire come buono. Ecco, noi rischiamo proprio questo. E allora è davvero, davvero importante non accontentarsi di una proclamazione formale dei nostri valori, ma ed è compito anche nostro. Il ruolo del giornalismo fatto bene è essenziale. Una verifica sostanziale deve essere vera, autentica, la nostra libertà, i nostri diritti, le nostre carte costituzionali, e più sono autentiche, più si parla apertamente anche di tematiche scomode come queste, più sarà difficile imporle in maniera diretta o indiretta. Allora, siamo arrivati alla fine. Grazie a Marcello Foa. Ricordo il suo ultimo saggio, La società del ricatto e come difendersi. Questo non ve l'abbiamo detto perché compratevi il libro per imparare a difendervi, che il libro ve lo spiega. Editore Guerini Associati, collana Scintille, 18 euro, 192 pagine. Direttore, ti ringrazio davvero e spero di risentirci al più presto. Quando vuoi, sempre con molto piacere. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. Ormai siamo veramente alla conclusione. Qua mi casca tocchi anche io, c'hai qua, sto prendendo i tocchi come i vecchi. Allora, qua c'è basta con sta Inter che Moioni 5 maggio ti brucia ancora. Certo che mi brucia ancora, questo è un ascoltatore con il quale ho un antico litigio. Non sapevo fosse juventino. Dice cavolo se mi brucia il 5 maggio, ma mi brucia tanto anche. Allora dai, basta adesso. Domani può darsi che brucia a te, però. Può darsi che brucia a te, e domani magari brucia a te, non si sa mai. Allora, comunque sia questo ascoltatore così antipatico e irriverente
sia tutti quanti, quelli che amano il calcio, ma anche quelli che non lo amano, ragazzi, domani a San Siro c'è la Yamal, che è uno spettacolo bellissimo, bellissimo. Anche la mia compagna interista dentro, quando ha segnato, è rimasta così, perché è qualcosa di bello, è bello da vedersi. Se amate il calcio, se non amate il calcio, ci sono tante altre cose, per fortuna, per distrarvi. Grazie a Sveva davvero, e grazie a tutti. Le 15:01, sto sforando. Grazie a todos. Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina.